Visita ufficiale del console generale d'Ucraina a Napoli, in programma oggi alle ore 11 al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, dove è stata allestita la mostra Odessa Steppe, la scalinata Potemkin, tra cinema e architettura. Il diplomatico è stato ricevuto dal presidente del Polo Territoriale Universitario Agrigento Giovanni Francesco Tuzzolino, dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, dal sindaco Francesco Miccichè e dalle altre autorità civili, religiose e militari. Sono contento che a conclusione della mostra che abbiamo voluto fortemente portare avanti qui ad Agrigento sulla scalinata di Odessa, la scalinata Potionkin così chiamata, ci sia una così autorevole visita da parte del console generale di Napoli in Italia, perché mi sembra veramente interessante che questi risultati vengano intanto letti, visionati da parte di qualcuno che possa testimoniare veramente l'interesse diretto verso questi materiali che noi abbiamo prodotto. C'è un segno di grande fratellanza, di collaborazione che vogliamo portare avanti proprio qui ad Agrigento, a partire proprio dall'università, dalla cultura, dalla bellezza che abbiamo promosso attraverso questa mostra. Lei oggi qui ad Agrigento visiterà proprio una mostra che interessano i suoi luoghi, un suo parere? Sì, per prima grazie a voi, grazie per tutti i cittadini dell'Agrigento, signor prefetto, signor sindaco, il professore, per accoglienza e assistenza per i nostri cittadini ucraini, perché dai primi giorni inizio della guerra abbiamo una cooperazione molto forte, molto grande e molto positiva tra tutti i cittadini siciliani, anche in Agrigento. Per noi non esistono adesso le città grandi e piccole, perché tutti i nostri amici, fratelli e sorelle siciliani, tutti i nostri amici sono aperti e ogni famiglia per noi per sempre è importante. Per l'accoglienza ogni famiglia ucraina, le donne, i bambini, profughi ucraini. E questo evento dovrebbe essere anche un passo tra i nostri popoli ucraini e italiani, tra il popolo ucraino e siciliano, per tutti i cittadini di Agrigento, per stressare le nostre amicizie e quando siamo noi molto vicini. La cultura della città di Odessa e cultura della città di Agrigento. Anche la partita è stato un momento bello, no? L'Italia-Ucraina è stata una bella partita anche da un punto di vista agonistico. La partita era molto bella e erano molto felici di vedere questa partita perché la prima partita io ho visitato a Napoli con le mie figlie, e anche partita tra calciatori ucraini e italiani stressata, che abbiamo le squadre molto forti come i nostri paesi e dobbiamo realizzare per forza tutti i nostri progetti insieme di sviluppare rapporti economici, turistici, anche sportivi, e speriamo in nostra cooperazione tra la città di Agrigento e le città ucraine, per ricostruire la nostra infrastruttura in futuro. Sicuramente il tempio più importante di Agrigento si chiama Tempio della Concordia, no? Gli archeologi oggi ci spiegano che probabilmente l'intitolazione alla Concordia è un falso storico, ma noi ci siamo affezionati e ce la teniamo, perché è bello poter dire che il luogo di culto più antico della città, luogo di culto sia pagano che poi cristiano, è intitolato a un'idea così bella, la pace fra le persone, la concordia, di cui oggi c'è tanto bisogno. Abbiamo proprio in Ucraina una brutta pagina della storia europea, una guerra che ormai dura da tanto, e in Israele, in Palestina, nella striscia di Gaza, adesso si è aperto un altro fronte di questa sorta di guerra strisciante che colpisce tante regioni al mondo contemporaneamente, e non ci dimentichiamo peraltro delle altre di cui si parla poco, la guerra civile in Sudan per esempio, e tanti altri focolai bellici in giro per il mondo. E quindi è bello che da Agrigento venga un afflato, un'ispirazione, ecco, per la pace.
Oggi, per carità, costruiamo un piccolo pezzettino di questa idea, riceviamo con molto affetto, ecco, non solo con cordialità, ma con affetto il rappresentante della comunità ucraina nel sud del paese, perché sapete che dal Consolato Generale di Napoli dipendono tutte le autorità consolari del Meridione e quindi tutti i rapporti che dalle regioni del sud si allacciano con la Repubblica Ucraina. Una Repubblica i cui cittadini sono molto presenti. Io penso che tutti possiamo dire di avere qualche conoscente, amico o persona con cui abbiamo comunque avuto a che fare che venga da quel paese. Agrigento in particolare ha saputo dimostrare in questo una particolare accoglienza, come da brava città del sud e da brava città della Concordia.